Stamattina alla ULSS 3 Serenissima, all'ospedale All'Angelo di Mestre, sono stati somministrati i primi 3 vaccini a persone che si consideravano a rischio contagio. Si tratta della somministrazione della prima dose anti-monkeypox. I 3 soggetti over 40 non hanno ancora mai contratto l'infezione, essendo già stati vaccinati in passato contro il vaiolo comune, non dovranno tornare per la seconda dose fra 4 settimane e la loro vaccinazione è da ritenersi conclusa. I sintomi, febbre, malessere, pustole pruriginose e linfonodi ingrossati hanno permesso nell'ultimo mese di individuare fino ad ora 9 pazienti nel veneziano che hanno contratto e poi manifestato con questi sintomi il virus. Nessuno di loro è mai stato in pericolo di vita, 5 sono guariti mentre 4 si trovano ora sotto osservazione domiciliare dopo la diagnosi del primario di malattie infettive Sandro Panese e dopo il tracciamento effettuato dall'Ufficio di Igiene Pubblica. 3 dei 9 casi sono stati ricoverati in via precauzionale tra gli ospedali di Mestre e Venezia e poi di Messi. 8 dei 9 pazienti sono residenti nell'ULSS 3 Serenissima, provenienti dai distretti di Venezia, Mestre, Mirano, Dolo, uomini tra i 20 e i 50 anni di età. I più adulti hanno fatto in gioventù la vaccinazione contro il vaiolo e questo ha sicuramente aiutato le loro difese immunitarie. Il contagio avviene per trasmissione sessuale o venendo a contatto cute contro cute con le zone del corpo colpite dalla malattia. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha tracciato i contatti stretti dei 9 pazienti contagiati, chiedendo loro di mettersi in autosorveglianza per 3 settimane, valutando in questo periodo l'insorgenza di eventuali lesioni compatibili con i sintomi della malattia e di astenersi dall'avere contatti secondari, soprattutto di tipo sessuale. La collaborazione dei pazienti durante il nostro tracciamento è essenziale per contenere il diffondersi della malattia, ha detto Federica Boin, dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Il virus monkeypox si trasmette prevalentemente con contatti cutanei stretti, quindi specialmente per chi ha avuto più partner sessuali poco prima di aver scoperto la patologia è davvero molto importante comunicarlo confidando nel pieno rispetto della privacy. Affinché il virus venga fermato e i partner siano rintracciati e curati, ricordiamo sempre che un modo che può ridurre il rischio di diffusione di questa malattia e di altre delle patologie sessualmente trasmesse è quella di avere rapporti intimi in forma protetta. È una tutela per se stessi, un atto di rispetto e di responsabilità per le persone che si frequentano, ancor di più se occasionalmente e in contesti promiscui.